il nostro Rudy Zugno, e dico nostro perché Rudy ha un passato sia nella redazione di Televenezia sia a Radio Venezia. Di la verità, Rudy, hai mollato Televenezia perché ti hanno preso a Zelig. Allora, mi hanno preso a Zelig, è una parola grossa. Sono il presentatore di Zelig Lab on the Road Veneto, un laboratorio appunto comico, un laboratorio per comici, e forse è proprio stando qui da voi che magari mi è venuta voglia di fare il comico, no? Beh. Uno dice, vabbè, io, che bello morire mentre si fa l'amore. Non è il modo più bello di morire, è il modo più brutto. Perché te pensi di venire e invece vai. Zelig Lab on the Road, ovvero una magnifica opportunità per sperimentare e testare la comicità. In questi laboratori gratuiti in giro per l'Italia, la super famiglia di Zelig fa crescere gli aspiranti cabarettisti e li mette alla prova davanti al pubblico. La grande famiglia di Zelig ha deciso di andare sul territorio, andare in cerca di comici nuovi, e non lo fa da adesso, lo fa comunque da diversi anni, e proprio anche qui in Veneto, a Mogliano Veneto, presso l'antica Vida Scarpon Live, uno storico locale dove si fa da anni cabaret, c'è questo laboratorio Zelig, e praticamente dove comici, come dicevamo prima, esordienti o comunque magari alle prime armi, oppure un po' anche scafati ma che vogliono provare qualcosa di nuovo, vengono a provare dei pezzi, vengono a provare col pubblico dei nuovi personaggi, dei nuovi monologhi, tutti seguiti chiaramente da un autore, Salvo Spoto, che ci segue e ci dice cosa va bene, cosa non va bene, come sistemare la serata, sistemare le piccole cose. Insomma, la comicità è una cosa seria che non si improvvisa. Gli spettatori potranno rendersene conto assistendo alle divertenti serate di Zelig Lab a Mogliano Veneto ogni 2 settimane di giovedì. Il prossimo appuntamento è giovedì 19 febbraio, mi raccomando, segnatevelo, giovedì 19 febbraio, ore 21:30, Antica Vida, Mogliano Veneto, Zelig Lab on the Road Veneto. Ci sarò io e vi presento i comici sul palco, ad esempio ci sarà Guido Marangoni col suo Mr. Megabit, poi ci sono i quelli dopo che hanno inventato delle app un po' particolari per i cellulari, poi ci sarà Andrea Pilotto, il comico simpatico, e Roberto Lanzolla, Marco Mittica, il poeta, insomma tantissimi comici che si alterneranno sul palco insieme a me e insieme poi chiaramente anche al pubblico, perché una parte importante è anche il nostro pubblico allo Zelig Lab on the Road. Bene, senti Rudy, oltre a fare il presentatore e il comico, che altro fai in questo periodo? Allora io, a parte tutto, appunto dicevamo, faccio il comico, però mi sono anche iscritto, e questa è una cosa vera, a un corso di pattinaggio sul ghiaccio. Tra l'altro ho anche trovato una ragazza bellissima che fa il corso insieme a me, è una cosa meravigliosa, sta ragazza, un angelo. Ogni volta che mi viene incontro, pancasco, quando la vedo, lei mi guarda, pancasco, quando mi passa vicino, pancasco. Insomma, sto cercando di rompere il ghiaccio, ecco. Bene, buona fortuna allora. Grazie, vi aspettiamo, mi raccomando, 19 febbraio, Antica Vida, Cabaret, Zelig Lab on the Road. Ciao!